Bella a tutti ragazzi, oggi siamo su una nuova adventure map, una survival map, cazzo, che è quella di The Island of Junara. Parecchi di voi la conosceranno sicuramente ed è una delle mappe più famose, diciamo, che hanno fatto molti youtuber e tutto qui. Per chi non la conoscesse, è praticamente il primo respawn è qui, dove dovremo prendere tutta la roba possibile che c'è nelle chest e attivare quella neve, poi prendere tutta la roba in 15 secondi. Allora direi che vabbè, lingotti di ferro ci servirebbero, però non ce la faremo mai. La lava è importantissimo, che dobbiamo fare cobblestone generator. Prendo adesso, vabbè, possiamo uccidere. Questo è il gesto più importante perché c'è sugli erboscelli e il ghiaccio che trasforma in acqua. Poi le costolette, queste sono importanti, molto. Allora, qui cercherò di prendere costolette, ghiaccio, erboscelli. Vabbè, niente. E lingotti di ferro, vabbè, conteremo iniziando qui. No, perché? Ok, 3, 2, 1. 1, 2. Però lag, cazzo si lag. Scendi! La piscina dobbiamo prendere. Perché? Come lagga? Il lag più estremo. Non abbiamo preso niente. Impossibile. No, non abbiamo preso la lava, porca puttana. Come facciamo ora senza lava? Non lava, non cobblestone. Cazzo. Abbiamo preso il ghiaccio e gli erboscelli. Qua sicuramente ci dropperà qualche erboscello. Quindi era meglio se prendevamo la lava. Porca puttana, mi si era loggato tutto. Vediamo. Vabbè, questo è il canale del creatore, non ci ho fatto un cazzo. Spada e pozione. La pozione facciamo anche rimanerla. Aspettiamo con le mani. Porca puttana, ma che demenza. Porca puttana di nuovo. Ci dropperà almeno un erboscello, credo, no? O almeno lo spero. Allora, ora vi spiego un po' come è fatta questa mappa. Allora, consiste, praticamente ci sono tante isole che a galla nell'area, come ad esempio quella o quella, e ci sono tante isole. Queste isole ci sono armi da morire e tante altre cose. Quindi il nostro compito sarà quello di praticamente prendere, conquistare tutte le isole e prenderci tutta la roba. Io vedo subito uno spawn di ragni e un altro spawn di qualcosa che non riesco a percepire a occhio nudo. Quindi abbiamo 3 erboscelli che pianteremo subito. Attento, cazzo. Ok, abbiamo 3 pezzi di cobblestone che ok, qui sicuro è l'ultimo
pezzo prima di cadere come dei froci, quindi direi di farci un piccone di pietra di legno. E stiamo attenti a non fare aspetta, non schiaviamoci mai sotto i piedi, porca puttana. Shift, almeno prendevo, ma siamo fottuti. Come faccio a prenderla, scusa? È impossibile. Come cazzo dobbiamo fare? Non c'è un sottolivello, un qualcosa del genere. Acqua. Porca puttana. Ok, tappiamo qui, altrimenti moriamo come dei bastardi figli. Ok, direi, sì, proprio così dovevo fare. Di mettere la terra qui e dopo averlo spaccato subito mettiamo un pezzo di terra. Sì, bravissimo Rick, bravissimo. Un po' troppi fili in questo. Sì, l'ho presa, quanto mi sento fiero. Già, mi sento fiero della mia scemenza. Allora, mi sembra che avevamo delle ossa, sì. Facciamoci la farina d'ossa, ma perché qui non funziona un cazzo? Ecco. Quindi, cresciuto alberelli. Ok. Si era buggato tutto. Dove? Ok. L'altro dove l'ho messo? Lì. 1, 2, 3. Ok. Facciamoci un'ascia. E pepe le cesserò questa parte. Cosa ho fatto, porca puttana? Quanti fili abbiamo fatto in questa prima puntata? Parecchi, sicuramente parecchi. Dove? La mappa. Ok, abbiamo ripristinato il tutto. Ok, ci sono tutte queste mappe e noi dobbiamo andarle ad esplorare tutte. Quindi direi che noi siamo qui. La prima cosa, dov'è questo grande punto verde? Direi che è quello, no? E è il primo posto dove andremo. Piccoli alberi. La chiesa, bella chiesa, oro, alberi enormi, nuvole. Quella mi interessa. Vedo del ferro? Sì, ferro. Ok, andremo in tutti i posti che ci sono. Quindi, innanzitutto vediamo se c'è. Quanti sapling! Sapling, sapling, sapling! Mi piace quest'albero. Allora, direi di livellare tutto a modo. Livellare, lavellare, come cazzo si dice? Vabbè, avete capito? Troveremo della lava e del ferro. Porca puttana, che cazzo stavo per fare? Porca puttana.
sto riattenti, porca troia.